Un successo oltre ogni previsione il patto di gemellaggio tra Lions Club Agrigento Valle dei Templi e quello di Lamezia Terme Valle del Savuto. La delegazione di soci e socie del sodalizio agrigentino si è recata in Calabria dal 9 all'11 giugno scorso e tornando entusiasta delle intense giornate trascorse nella prima regione oltre lo stretto di Messina. I Lions calabresi restituiranno la visita e saranno ospiti nella nostra città dal 23 al 25 giugno per confermare il patto. L'idea del patto è nata ai due presidenti, quello agrigentino, professore Pila, e quello lametino, dottor Chiriano, legati da anni da una bella e profonda amicizia. Il patto è stato firmato alla presenza di ben 6 sindaci nel munificio di Conflenti. Un'accoglienza straordinaria, ha dichiarato il presidente Pila. Abbiamo conosciuto una terra e delle persone incredibilmente generose e orgogliose. Amicizia, fratellanza e programmi comuni per far crescere i nostri territori nel segno del lionismo. In delegazione con il Lions Club Agrigento Valle dei Templi anche Sabrina Lattuca, sindaco di Realmonte e socia del club, che ha rappresentato le istituzioni agrigentine intervenendo nei momenti ufficiali. Storia, tradizione, cultura e sviluppo sostenibile sono stati al centro dei giorni trascorsi dal Lions Club Valle dei Templi in Calabria, diversi incontri nei comuni di Conflenti, Bianchi, Scigliano, dove la delegazione è stata accolta dai primi cittadini. Avvicinare le due realtà calabro-sicula, ha spiegato il presidente lametino Chiriano, è stato un elemento di elevata suggestione. Il nostro club ha mostrato le bellezze nascoste della Valle del Savuto con la sua natura incontaminata, la ricca vegetazione, il museo delle pergamene e altre cose belle. Ad Agrigento i soci del club di Lamezia Terme visiteranno la Valle dei Templi, la Scala dei Turchi, mentre il patto sarà siglato nel corso di una solenne cerimonia. Nei volti e nelle nostre socie ha letto la felicità per avere fatto questa splendida esperienza, ha concluso il presidente Pila, ringraziando il presidente Chiriano per l'impegno e la dedizione a questo progetto.